14enne minacciata e strattonata da due bulle davanti alla scuola media che frequenta, bloccate da una professoressa. Le due promettono che torneranno. La mamma presenta denuncia ai carabinieri. Gara clandestina a folle velocità lungo la A27 da Treviso a Belluno. Dopo un inseguimento, due giovani sono stati bloccati e denunciati dalla polizia stradale. Furto di ex voto nella chiesa di San Leonardo in pieno centro a Treviso. Trentenne arrestato dalla polizia mentre cerca di rivenderli. Autonomia al palo tra rinvii e promesse disattese. Il commento del nostro direttore Luigi Bacialli sull'immobilismo della classe politica veneta riguardo l'autonomia del Veneto che non procede. L'annuncio del SIS aggiorni l'apertura del primo tronco della Pedemontana Veneta. Oggi il progetto della superstrada è stato illustrato agli studenti di diversi istituti trevigiani. Controlli antidroga nelle scuole di Treviso, blitz della polizia con l'unità cinofila al Palladio, scoperto un giovane con alcuni grammi di marijuana. 1500 bambini delle scuole materne ed elementari a lezione dai vigili del fuoco di Treviso. Obiettivo: parlare di sicurezza e sinergia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura un caso di bullismo tra giovanissime. Ragazzina di 14 anni minacciata e strattonata da due bulle davanti alla scuola media che frequenta, bloccate da una professoressa. Le due promettono che torneranno e minacciano: finiremo il lavoro. La mamma della ragazzina, che è in terza media, ha presentato denuncia ai carabinieri. Sentiamo. Io sono stata contattata dopo qualche giorno dall'insegnante di mia figlia e sono venuta a sapere che mia figlia durante la pausa pranzo della scuola è stata accerchiata da delle ragazzine per questioni abbastanza futili e banali ed è stata aggredita sia verbalmente che fisicamente all'esterno della scuola. L'episodio di bullismo davanti ai cancelli di una scuola media trevigiana. Una 14enne viene affrontata da una coetanea accompagnata dalla sorella prossima alla maggiore età. Ce l'hanno con lei per gelosia di un'amicizia con un ragazzino. Parole grosse, uno spintone, minacce, una sorta di spedizione punitiva sotto gli occhi dei compagni di classe della vittima, interrotta dall'arrivo di un insegnante. Il problema è stato che al termine del video queste ragazze hanno promesso a mia figlia di finire, come hanno definito loro, finire il lavoro. La mamma ha sporto denuncia ai carabinieri, ma i genitori ora vivono nell'angoscia che la 14enne e la sorella mettano in atto le minacce, anche perché pesanti messaggi intimidatori la ragazzina li ha ripetuti nascondendosi in una chat alla madre della presunta rivale. Il mio è proprio un grido disperato di fermiamo questa violenza, questa cattiveria che sfocerà prima o poi in qualcosa di molto grave, perché prima o poi succederà. I genitori sono preoccupati perché la violenza, soprattutto quella verbale, dilaga nei social frequentati dai giovanissimi che si fanno influenzare e spesso non hanno la capacità di discernere il reale dal virtuale. Quello ormai per loro è diventato il mondo reale. Non importa se una persona nella vita di tutti i giorni si comporta in modo esemplare, ma se non ha seguaci in Instagram diventa uno sfigato alla loro detta, mentre una persona che può essere la peggiore del mondo, se è molto seguita nei social network, diventa un idolo per loro. Di qui l'appello alle istituzioni e alle scuole. Io vorrei che questa rabbia, questa aggressività che hanno venisse incanalata in qualcosa di positivo e di costruttivo. Speriamo che questo grido d'aiuto, questo venga ascoltato dai presidi e dai dirigenti scolastici. Gara clandestina, folle velocità lungo la A27, fermati e denunciati dalla polizia stradale, due giovani. Sfrecciavano in A27 impegnati in una vera e propria gara clandestina lungo la carreggiata in direzione Belluno dell'autostrada. A notare le due vetture, una pattuglia della Polstrada di Treviso che in borghese era impegnata nei controlli predisposti in occasione delle recenti festività.
Si sono visti sfrecciare queste due macchine, queste due BMW Cabrio a fortissima velocità, che facevano queste operazioni praticamente di scambi repentini di corsia, una dietro all'altra, si superavano, facevano una vera e propria gara. Ne è nato un inseguimento ad altissima velocità. Solo dopo una trentina di chilometri e non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccare le due fuoriserie. Sono riusciti a farli fermare con non poche difficoltà, devo dire, perché la manovra è stata assolutamente piuttosto complicata, vista la velocità e visto anche il traffico, e lì hanno contestato tutte le violazioni del caso previste per chi gareggia sulle nostre strade. I due giovani automobilisti, uno di 28, l'altro di 30 anni, trevigiani, sono stati denunciati per aver ingaggiato una competizione su strada pubblica, punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro, nonché la sospensione della patente da 1 a 3 anni. Le due auto sono state confiscate. Furto di ex voto nella chiesa di San Leonardo in pieno centro a Treviso ad opera di un trentenne che è stato arrestato in flagranza. Sentiamo. Quando i poliziotti lo hanno fermato e controllato davanti alla chiesa di San Leonardo a Treviso, aveva ancora in tasca uno di 2 cuori ex voto appena rubati all'interno dell'edificio sacro, insieme a un candeliere sottratto dall'altare di Santa Rita, oggetti che ha subito tentato di rivendere negli esercizi commerciali della piazza. Il furto ieri pomeriggio intorno alle 17, autore un trentenne di paese con diversi precedenti, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato in flagranza per furto e danneggiamento aggravati. Il giovane è entrato nella chiesa, videosorvegliata da 2 telecamere. Quando è rimasto da solo ha tentato di forzare queste bacheche degli ex voto, come mostra il rettore della chiesa, Don Luigi Costa. E invece non è riuscito. Poi si è diretto all'altare di Sant'Antonio. Questo qua, si vede che sta ha rotto il vetro e mega porta via due cuori, vede. È stato Don Luigi a far costruire questa bacheca. Può sembrare strano, ma sono in molti, anche nel 2019, a donare degli ex voto. In media Santa Rita fa una grazia ogni settimana. Il rettore ha controllato la chiesa in ogni angolo, scoprendo che il malintenzionato aveva preso di mira anche il tabernacolo. Questo in fondo è il più grave tentativo, perché lì abbiamo il Santissimo, quindi il luogo più importante che non le opere d'arte che abbiamo, insomma, ecco. Però è quasi una cassaforte, quindi non è riuscito a fare niente, insomma, ecco. Parliamo ora di autonomia, è un progetto che deve essere definito, ha detto oggi il Presidente del Senato Casellati, che deve essere definito nel senso che il Governo ha dato l'incarico al Presidente Fico e a me di tracciare quello che sarà il percorso nelle aule parlamentari. C'è un confronto che stiamo ancora facendo per capire quale sia il percorso migliore per realizzare il riassetto delle autonomie locali. E poco fa sulla questione dell'autonomia è intervenuto anche il vice premier Di Maio in diretta Facebook. Questa autonomia, così com'è concepita, ha detto, spacca l'Italia in due. Non credo che neanche i cittadini del nord lo vogliano. E sulla questione dell'autonomia sentiamo quindi il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Quella dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è, una delle pagine più vergognose della storia repubblicana. Sottolineo repubblicana perché in questo caso la democrazia, il cosiddetto popolo sovrano e la Costituzione vengono volgarmente calpestati da chi ha una sola e unica preoccupazione, non quella di proteggere i cittadini da presunte ingiustizie e discriminazione, come insinua chi parla per esempio di secessione dei ricchi, ma quella di perdere potere, prebende e privilegi. Tanto è vero che non è la popolazione del sud a temere l'autonomia, ma le solite caste, le solite lobby, le solite consorterie dei politicanti e dei corrotti. Pensate, sono passati 580 giorni da quel 22 ottobre 2017 a chi vide 5 milioni tra veneti e lombardi correre alle urne per il referendum. E da allora è iniziata la farsa degli annunci, dei tira e molla, dei preaccordi, dei rinvio, dei distinguo, delle date storiche fissate e posticipate, del vedremo e del faremo. Il Presidente del Consiglio Conte e il Vice Premier Di Maio a parole dicono di volere l'autonomia, ma in realtà non muovono un dito. Lo stesso Salvini ormai sembra preferire la lotta alla cannabis alla pressante richiesta di libertà
del Nord. Una presa per i fondelli bella e buona, una scandalosa mancanza di rispetto non solo nei confronti del ministro Erika Stefani, ma di una intera comunità. Ora la pazienza è finita, la misura è colma. Il ministro Fontana, Lorenzo Fontana, ai nostri microfoni pochi giorni fa aveva minacciato le dimissioni nel caso l'autonomia non fosse arrivata subito. E alla ministra Stefani, comprensibilmente indignata dal silenzio assordante che la circonda e dall'immobilismo dei parlamentari veneti che, ricorderete, avevano anche firmato un patto per lottare per l'autonomia negli studi di Focus, abbiamo suggerito di andarsene sbattendo la porta, se non altro per una questione di dignità personale. Tutti i fautori dell'autonomia tradita oggi hanno una splendida occasione, una splendida opportunità di mostrare di essere uomini e non mezzi uomini e nemmeno ominicchi. Tirino fuori gli attributi questi signori, tirino fuori gli attributi e come minimo battano un colpo, alzino la testa, alzino la voce, non dopo il voto del 26 maggio che sarebbe troppo comodo, sapendo che il governo dei Dioscuri potrebbe cadere, ma subito, adesso, immediatamente, dimostrino di avere veramente a cuore l'autonomia e gli interessi dei veneti e non le poltrone che si stanno limitando a scaldare. Parliamo ora di Pedemontana Veneta e di oggi l'annuncio del SIS, l'apertura del primo tronco della Pedemontana sarà a giorni ed oggi il progetto della superstrada è stato illustrato agli studenti di diversi istituti superiori dalla scuola edile al Palladio. Vediamo. A giorni saranno aperti i primi chilometri della Pedemontana nel lotto che va dalla Valdastico a Breganza. Da Treviso i rappresentanti del SIS, il consorzio di imprese che sta materialmente realizzando la grande opera, invitati a illustrare tecnicamente il progetto della Pedemontana ai ragazzi della scuola edile, fanno sapere che l'apertura dei primi 6 chilometri della superstrada è questione di pochi giorni, probabilmente subito dopo l'appuntamento elettorale. Abbiamo sentito oggi, in occasione di questa giornata, che il primo tratto verrà aperto a brevissimo. Questo non può altro che farci felici come veneti e credo anche come italiani. Cioè qui è l'ora di smetterla di fare i primi della classe o piangersi addosso, bisogna fare, continuare a sperare in un futuro migliore in un paese che è ormai certo che è in recessione e solo attraverso le grandi opere e le infrastrutture che danno la possibilità alle nostre industrie di spostarsi e essere competitive con il resto d'Europa potremo crescere. Segnale positivo per il settore anche lo sblocco definitivo del cantiere di Altivole da parte dell'autorità giudiziaria, tratto del lotto trevigiano della superstrada completato quasi per la metà. Il direttore Ruggero è convinto che i tempi di consegna saranno rispettati. Sono 38 chilometri di viabilità principale della Pedemontana Veneta più qualche chilometro di viabilità secondaria. Siamo in fase di esecuzione su tutte le zone dei 38 chilometri del lotto 3, siamo all'incirca sul 45%, 40-45% delle opere, però stiamo lavorando alacremente per cercare di rispettare le tempistiche che sono state programmate dalla nostra società e dalla regione. Gli studenti della scuola edile hanno accolto con favore questa esperienza. Va al di fuori di quello che è il solito cantiere edile, quindi diciamo dalla classica costruzione della casa, perché ci approcciamo più al mondo delle costruzioni stradali, quindi opere grandi, opere importanti. Siamo abituati specialmente sul privato, su costruzioni, non nell'ambito delle strade. È un grande cantiere e chi ci lavora ha tanta responsabilità, soprattutto se sbagli sono problemi gravi. Rinviati a giudizio gli autori dell'aggressione ai danni di un autista della CTV avvenuta nel 2017 nel Veneziano. Si tratta di un 30enne di Zero Branco e di un 22enne di Scorzè. La vittima del pestaggio, un autista di 62 anni residente a Montebelluna. L'uomo aveva vietato ai due di salire sul pullman con un pitbull senza museruola. Il giorno dopo era scattata l'aggressione. Saliti sullo stesso mezzo, gli indagati avevano colpito
colpito a calci e pugni l'autista. Tornato al volante, quest'ultimo aveva chiamato i carabinieri, il bus era stato bloccato. A Mestre i militari avevano identificato gli aggressori, l'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 12 giugno. 3 incidenti nel Trevigiano in poche ore, 5 le persone che sono rimaste ferite. Forse la pioggia è una delle cause degli incidenti avvenuti nelle ultime ore nel Trevigiano. 5 persone sono rimaste ferite in 3 sinistri. Ieri sera, dopo le 21 a Canizzano, 2 auto si sono scontrate, feriti gli automobilisti e portati in ospedale a Treviso. Poco dopo un altro schianto, questa volta all'incrocio con le Stiorre. Una vettura è finita contro un camion, ad avere alla peggio un pensionato di 76 anni ricoverato in ospedale. L'uomo, residente a Villorba, si trovava alla guida di un'utilitaria quando si è scontrato con il mezzo pesante ed è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco hanno liberato il conducente della vettura affidandolo alle cure del pronto soccorso. Questa mattina, poco dopo le 7, altro incidente. Si sono scontrati 2 scooter. Entrambi i conducenti sono stati portati al Cafoncello. Tutti feriti non sono in pericolo di vita. Blitz antidroga questa mattina all'Istituto Palladio, poliziotti e unità cinofile hanno controllato l'area esterna alla scuola nell'ambito del progetto Scuole Sicure. Questa mattina, prima del suono della campanella, i poliziotti della squadra volante, della mobile e del reparto cinofili si sono presentati davanti all'Istituto Palladio. I controlli, finalizzati al contrasto dello spaccio e all'utilizzo di sostanze stupefacenti, si sono concentrati nel perimetro esterno della scuola. Individuato un ragazzo che aveva occultato nella tasca dei pantaloni alcuni grammi di marijuana. I controlli continueranno fino al termine dell'anno scolastico. Non solo, ma martedì la polizia ha incontrato anche gli studenti del Duca degli Abruzzi nell'ambito del progetto Legalità. Tantissime le domande dei giovani in materia di prevenzione e contrasto di reati legati allo spaccio di droga. Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo alla pagina dedicata alle elezioni europee. Ieri sera ospite a 20:10 Filippo Daverio, candidato con Più Europa in Comune. Sentiamo un estratto della trasmissione. C'è qualcosa che rassomiglia di più al racconto di Pinocchio, cioè i 2 disperati che si tengono, oppure lo storpio e il cieco delle culture medievali. Cioè un governo fatto di 2 personalità, le quali ognuno gli manca un pezzo per essere vero, e camminano insieme combinando dei teorici pasticci infiniti. L'altro tema è poi affrontare la politica europea e fregarci con lo spread. Costa molto di più la perdita di soldi dello spread di quella del reddito di cittadinanza, cioè con 3 cretinate messe in fila come scelte di politica internazionale si butta via tutto. E attenzione, lo spread non è dovuto alla cattiveria del Macron o della Merkel, lo spread è il mercato è per definizione libero, non si controlla, è come la borsa, cioè se uno fa stupidate in borsa gli va giù il titolo, non perché la borsa è cattivo, perché lui è stupido, sono 2 realtà diverse. Allora la incapacità di gestire i destini del paese in questo momento è drammatica, perché ci porterà in una dimensione che poi la paghiamo tutti. Non posso non fare questa domanda, lei che è un critico storico dell'arte di fama internazionale. Allora, se fosse un quadro, questo governo, che quadro sarebbe? Ci sono dei bellissimi quadri nel museo di Budapest. La fine dell'impero romano, il fulmine che casca, il popolo che è disordinato e scappa, gli edifici che crollano, una sorta di Pompei portata all'esasperazione. Ho l'impressione che questa sia la situazione attuale. E l'Europa che quadro sarebbe? Quello che attualmente non è lontano da quello. Che quadro potrebbe essere? Vedete in mente quei quadri lì di Monet con tutti i papaveri rossi, la tranquillità estiva, la signora con l'ombrellino? L'Europa della civiltà. Cioè noi dovremmo immaginare un'Europa della civiltà. È sempre in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio, si sono confrontati sul tema dell'ambiente Davide Nava di Europa Verde e Fausto Pozzobon di La Sinistra. Le dichiarazioni che abbiamo sentito di Salvini, di Giorgetti, dimostrano semplicemente che le europee erano un momento molto atteso e che alle europee verranno dati vari significati politici. Quindi da una parte
il rammarico che chi dovrebbe lavorare, essere al Ministero, in realtà sta facendo altro e ha continuato a fare altro. Ormai tutta la campagna elettorale che si fa in questa maniera, insomma, questo scontro tra Di Maio, non ne possiamo più, i cittadini non ne possono più. Finalmente si è capito che c'è un'emergenza climatica, perché fino a poco tempo fa si metteva ci voleva una ragazzina, no, di 16 anni. Ci voleva anche una ragazzina, ma la ragazzina non può risolvere i problemi. Sono anni che in Italia e in Europa noi evidenziamo che c'era un grosso problema climatico. Oggi ci accorgiamo che dopo quasi 1 milione d'anni abbiamo di nuovo una concentrazione di CO2 di circa 415 parti per milione, quindi abbiamo una quantità di CO2 enorme, dovuta però per la prima volta all'uomo, non a eventi naturali che hanno sempre fatto parte della storia di questo bellissimo pianeta. Oggi l'uomo sta sfruttando il pianeta, usando in dismisura carburanti fossili, ma contestualmente disboscandolo. Problema acqua, ad esempio. Noi abbiamo un grossissimo problema da questo punto di vista. Noi che siamo la terra delle chiare acque, dolci acque della Marca trevigiana, noi in pratica continuiamo a sprecarla quest'acqua. L'Europa, attraverso il piano di sviluppo rurale, ci ha dato 20 milioni di euro per sistemare la nostra rete di irrigazione. E per eliminare le canalette a scorrimento. Sì. Ecco, queste cose qua sono venute fuori dalla pressione da parte degli ambientalisti, voglio dire. Ascotrade è Industria Felix, l'azienda di Pieve di Soligo conquista l'alta onorificenza di bilancio del premio Industria Felix come miglior impresa del settore energia e utility del Veneto, un premio che riconosce la dedizione e l'impegno di tutti i nostri dipendenti e del nostro CDA, ha detto il presidente di Ascotrade Stefano Busolino. Ho il dovere di dedicare soprattutto a loro questo riconoscimento e a loro voglio esprimere il mio personale ringraziamento e quello dell'azienda. La premiazione ha avuto luogo martedì a Venezia. Ed ora parliamo di bimbi e sicurezza, perché sono stati 1500 i bambini delle scuole materne ed elementari che oggi sono andati a lezione, per così dire, dai Vigili del Fuoco di Treviso. Vediamo. Nasini all'insù e sguardi stupiti dei bambini che oggi hanno partecipato all'iniziativa Sicurezza e Soccorso nella caserma dei Vigili del Fuoco di Treviso. Oltre 1500 i piccoli delle materne ed elementari che hanno guardato ed applaudito gli uomini del soccorso. Sì, perché assieme ai pompieri c'erano anche i carabinieri, il SUEM 118, la Guardia di Finanza e la Polizia. Queste iniziative vogliono evidenziare ai futuri cittadini di domani quello che significa lavorare in sicurezza, quindi in funzione di quelle che sono le situazioni talvolta anche di rischio, che la sicurezza comunque deve essere sempre messa al primo posto. Un viaggio nella provincia di Treviso per permettere a tutti i piccoli di varie scuole di vedere i Vigili del Fuoco al lavoro. Un'iniziativa che ha riscosso sempre un ottimo successo. Ieri a Conegliano 1500 bambini, a Oderzo 800 e domani al 51esimo storno ne sono previsti ben 3000. È una bella e ottima cosa per i bambini apprendere così in tranquillità cosa noi facciamo sulle strade. È importante che sappiano riconoscere quali sono le nostre divise, i nostri ruoli, il fatto che lavoriamo in maniera sinergica insieme ad altre forze, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza quando è necessario, e che tutti insieme l'unico obiettivo che abbiamo è aiutare le persone in un momento di difficoltà, ognuno per le proprie competenze. I piccoli sono passati dai mezzi dei Vigili del Fuoco alle ambulanze, alle vetture dei Carabinieri e Polizia, fino all'attività della Polizia Locale, una giornata diversa che ricorderanno. 1, 2, 3! Ed era questo l'ultimo servizio da Treviso. Tra poco vi lascio a 20:10, ospiti in studio Herbert Dorfan della Südtiroler Volkspartei e Fabio Pietrella di Fratelli d'Italia. È tutto dunque, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alle nostre regioni, le quali verranno investite da nuove piogge. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con tempo più asciutto. Dal pomeriggio e dentro la serata nubi in aumento con piogge via via diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà grigia ma in genere senza precipitazioni. Non mancherà anche qualche schiarita più soleggiata. Entro la nottata possibili fenomeni sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 17 e 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci e temporali frequenti, specie sui settori meridionali. Qualche pausa più asciutta invece altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 19 e 20 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.